Nel Friuli, io ovviamente ho detto vini di confine perché le zone più interessanti per la produzione della vite sono quelle al confine tra Friuli, Venezia Giulia e Slovenia, sia da una parte che dall'altra. Ci sono altre DOC interessanti in Friuli, che sono Friuli Isonzo e Friuli Aquileia. Sono le due più interessanti che trovo. Non me ne vogliano la zona di DOC Friuli Agna, quindi attorno a Marano, la zona DOC Friuli Artisana, quindi intorno alla Tisana, la zona Lisompra Maggiore che è in coabitazione col Veneto, quindi la parte bassa della provincia di Pordenone, e la zona attorno a Bibione, Caro, quella zona là, e la zona Friuli Grave, quindi gran parte della provincia di Pordenone e gran parte della provincia di Udine, che è la zona attraversata fondamentalmente dall'allenamento, che le ritengo meno interessanti da un punto di vista qualitativo, anche se le eccezioni ci sono anche in queste zone. La zona DOC Friuli Aquileia è importante, è la zona di pianura attorno alla città di Aquileia. Alle origini sono antichissime, siamo a sud della provincia di Udine, i terreni e il clima sono simili alla DOC Agna e alla DOC Aquileia, quindi vicinanza del mare, estati ventilate, poco umide, inverno dove raramente si scende sotto i 0 gradi e anche qui si fa sentire la bora come nel Carso. Queste sono un po' le caratteristiche veloci del clima. La storia della Friuli Aquileia porta all'impero romano, perché negli scavi archeologici di questa zona sono state ritrovate numerose anfore romane. Gli scritti di Erodiano ci dicono che già nell'antichità il vino veniva conservato però sia in anfore e poi il legno è arrivato dopo, insomma, ecco. In zona Scodovacca, molto importante, e nelle zone circostanti, in particolare nella zona di Casa Modena, si dice che siano le zone migliori per la produzione del refosco del peduncolo rosso, che è il fiore all'occhiello di questa zona dei produttori, che comunque sia un vino autoctono che si è diffuso in tutta la regione, anche nelle loro varie, c'è il Terrano, comunque un parente del refosco, il refosco nostrano è comunque un parente del refosco, cioè ci sono vari tipi di refoschi, quindi sono diffusi in tutta la regione, ma questi dicono che per il peduncolo rosso è proprio la zona d'élite, che però il motivo è anche storico, perché Pulcinum era il vino chiamato dai romani, poi è diventato Picanton e poi Racimulus Refuscus, no, che porta poi l'attuale nome, è il vino che si produceva una volta in questa zona. Quindi il refosco è molto storico in questa zona qua. All'interno di questa zona, anche se produce vini che non rientrano in denominazione, secondo me è molto interessante l'azienda di Denis Montanar col figlio Carlos, ma dedicheremo una puntata a questa azienda. Altra zona interessante è la zona DOC Friuli Isonzo, che è una zona che è attraversata dal fiume Isonzo nella provincia di Gorizia. Questa DOC è pianeggiante, solo che la zona è resa fertile dal fiume. La tradizione enologica anche qua è già consolidata già dal dominio romano. Diciamo che per descrivere la zona, possiamo dire che è un altopiano che scende dolcemente dal Coglio fino al Carso verso il mare Adriatico, dal Coglio e dal Carso fino verso il mare Adriatico. Il fiume chiaramente determina col suo scorrere la morfologia di questo territorio. Un solo giovane intatto dall'elevato drenaggio, con due sottozone geologiche tipiche demarcate dall'Isonzo, la parte nord rive alte, ricche di argille nobili con ghiaia rossa, a sud rive giare, terreni calcarei e ghiaie bianche, con la presenza di sabbie portate dal vicino mare Adriatico chiaramente. Non si usano molto le due sottozone, però qualcuno usa rive alte e soprattutto viene utilizzato. In questa zona già i prodotti sono comunque di qualità molto elevata, secondo me. Abbiamo aziende come Borgo San Daniele, Bressan, Mastri Vinai, Ferlat, Silvano, azienda agricola, azienda di Murva, San Lorenz che produce un ottimi rifermentati in bottiglia da Viti Vecchie, bravissimo Marco Pecorari. L'azienda forse che porta un po' avanti il nome proprio Isonzo e Vie di Romance,
che è proprio in mezzo alla pianura con questa cantina futuristica bellissima, dove Gianfranco Gallo ha saputo interpretare alla borgognona al meglio i suoi prodotti, e Masud d'Arive, insomma sono le zone un po' più famose. In zona troviamo anche la vecchia cantina di Herman nasce lì, una delle cantine più storiche del Friuli che è tenuta a Villanova, sempre a Farra, Villanova di Farra di Sonzo, poi famose Ronco del Gelso e l'Isneri, insomma è una zona abbastanza famosa, abbastanza conosciuta, che vale la pena nominare e tenere in considerazione per vari prodotti e varie aziende. Ripeto, non me ne vogliono le altre zone che non nomino, perché ritengo che queste zone del Friuli, Coglio, Friuli Colli Orientali, Carso, Aquileia e Isonzo siano le zone migliori in questo momento, che io considero qualitativamente migliori per la produzione di vino. Ciao ciao!